Dopo l'ordinanza sulle case di riposo, la Regione studia quella sul trasporto. Sì alla mascherina, no ai distanziamenti che metterebbero a repentaglio la capienza dei mezzi. La prevenzione è l'unica arma contro il virus, l'ha dichiarato uno dei membri del Comitato Tecnico Scientifico del Veneto, il professor Baldo, oggi ospite del presidente Zaia. Emergenza visite, la CGIL ritiene insufficienti le rassicurazioni in merito alla riprogrammazione, dato che prenotare una prestazione in molti casi è diventata una gara di triathlon. Infiltrazioni della criminalità organizzata, l'allarme della Guardia di Finanza del Veneto nel giorno del 246esimo anniversario della fondazione. Il coronavirus ha colpito duramente il settore dell'automotive. In Veneto la conferma dai dati sull'immatricolazione a maggio, meno 42% rispetto al 2019. Incidente mortale nella notte a Lignano, un 48enne di San Michele al Tagliamento ha perso il controllo della moto finendo a 50 metri di distanza. Nuovo capitolo dai residenti di Villaggio Laguna e nuovo appello, siamo nuovamente senza autobus e molti di noi ne hanno bisogno per recarsi all'ospedale, il comune intervenga. Bentrovati, buonasera telespettatori di Antenna 3. In primo piano in questa edizione veneziana dei nostri telegiornali il tema dei trasporti, con la Regione del Veneto che sta studiando nuove linee proprio per il trasporto pubblico locale. Sì alla mascherina, no ai distanziamenti che metterebbero a repentaglio la capienza dei mezzi, questa la filosofia, ma sentiamo Zaia che oggi è tornato anche sul tema delle elezioni e sul turismo. I fronti aperti sono due, trasporto pubblico e privato, ma prima di arrivare a un'ordinanza la Regione ha inviato le bozze al Comitato Tecnico Scientifico Regionale. Il tema del resto è delicatissimo, soprattutto se si guarda a settembre. Da un lato il ritorno a scuola, dall'altro la spada di Damocle di un nuovo contagio, tutto da decifrare. Ovvio è che questa è un'ordinanza più impegnativa perché comunque va a cozzare con DPCM, perché vorremmo portare la filosofia del fatto che si possano caricare e quindi far accomodare nei treni piuttosto che nei pullman persone pari alla capienza del mezzo senza riduzioni purché abbiano la mascherina, quindi come accade in giro per l'Europa. Insomma, la Regione non vorrebbe nessun dimezzamento dei posti, come invece indicato dai provvedimenti del governo, con il rischio di aprire un nuovo fronte con Roma, come se non bastasse quello caldissimo delle elezioni, con le forze del centrodestra nazionale che hanno ufficializzato il proprio sostegno a uno Zaia a terra. Quanto al diretto interessato, la reazione è cauta, due però i punti fermi: Election Day e autonomia. Domanda: si va a votare? Perché a tutt'oggi non è fissata la data del voto. Come voi sapete che far commenti in assenza di data del voto si rischia di sprecare fiato. L'abbiamo dimostrato in tutti questi mesi e abbiamo avuto ragione. Per quanto riguarda l'autonomia, confermo che l'autonomia è una condizione sine qua non per la prossima amministrazione. Nel frattempo si sta raggiungendo quota 900.000 tamponi con un indice del contagio che resta tra i più bassi in Italia, ma non basta certo per cantare vittoria. Rispetto agli assembramenti continuo a dire che il virus c'è, e se poi sono pezzi di virus o virus ancora con alta virulenza ce lo diranno i laboratori, ce lo diranno gli scienziati. E una curva epidemica sotto controllo è la miglior garanzia per un turismo che riparte davvero, con il piano di comunicazione della Regione in partenza sia a livello interno che internazionale. I più corteggiati, inutile dirlo, i tedeschi. La prima comunità è quella tedesca, che è quella nella quale, pensate, andremo nella TV principale, adesso non chiedetemi il nome, ne andremo nelle previsioni del tempo, che porta bene, no? Perché da noi c'è sempre il sole. E che la prevenzione sia l'unica arma contro il virus l'ha dichiarato oggi proprio all'unità di crisi di Marghera il professor Baldo, uno dei membri del Comitato Tecnico Scientifico del Veneto, che ha parlato anche del vaccino. Mai dimenticarsi presidi, mai dimenticarsi i distanziamenti, anche perché
il concetto rimane sempre lo stesso, abbiamo pochi casi, quindi riduciamo la probabilità, siamo all'aperto, riduciamo la probabilità, ma il rischio zero non esiste. Ospite del presidente Zaia nel punto stampa quotidiano il professor Vincenzo Baldo, ordinario di igiene e medicina preventiva e componente del Comitato Tecnico Scientifico Veneto, che ha evidenziato come la prevenzione al momento sia l'unica arma per contrastare un virus così aggressivo, continuando ad adottare tutte le misure di protezione. Sono quelle che ci stanno in qualche modo salvando da quello che è la diffusione, infatti abbiamo visto un'ottima riduzione del numero dei nuovi casi, almeno nel Veneto, e di conseguenza questo è quello che dobbiamo continuare a fare fino a che non avremo quello che speriamo tutti, che è il vaccino che arrivi il più presto possibile. Ma anche la scienza ha i suoi tempi. La scienza corre, sta cercando di arrivare in tempi veloci perché a mio ricordo la produzione di un vaccino in tempi così brevi veramente non ha uguali in questo momento. Ovviamente abbiamo poco tempo, quindi è questo l'aspetto che mi spaventa tra virgolette di più, perché i tempi sono veramente limitati. L'altro aspetto è che una volta che lo abbiamo, vi ricordo che deve essere approvato, vi ricordo che deve essere prodotto e vi ricordo che deve essere somministrato e deve raggiungere quello che è l'herd immunity, quindi ci sono dei tempi tecnici che mi fanno prospettare a un anno prossimo per avere un qualcosa che mi dia una risposta dal punto di vista di herd immunity. E in linea con quanto dichiarato dal professor Baldo proprio dall'azienda farmaceutica Sanofi arriva l'annuncio che già nel primo semestre del prossimo anno potrebbe essere approvato un vaccino per poi diventare disponibile nella seconda parte dell'anno. Parliamo adesso di visite ospedaliere. Per la CGIL sarebbero numerosi gli utenti che non riuscirebbero a prenotarle al CUP. Insorgono i sindacati nei confronti dell'ULSS 3. Il ritorno alla cosiddetta normalità è un processo irto di difficoltà anche per la riapertura del CUP, il centro unico prenotazioni dell'ULSS 3 Serenissima. La riprogrammazione delle visite sospese per l'emergenza sanitaria è un'impresa davvero ardua in questi giorni. I centralini bollenti per le numerosissime chiamate risultano spesso perennemente occupati. Anche noi stessi in redazione abbiamo ricevuto chiamate di anziani e cittadini preoccupati per non riuscire proprio a prendere la linea. A denunciare la difficile situazione di questo momento i sindacati dei lavoratori coinvolti, che subissati anche da nuove disposizioni post-Covid non riuscirebbero a fornire le prestazioni attese. Per fronteggiare questo picco di richieste, la CGIL chiede il potenziamento del CUP e il personale sanitario. Chiediamo alla direzione sanitaria e all'azienda Centro Orizzonti che in questo momento gestisce questo servizio di attivare e di arrivare ad un tavolo con noi costante su come questo servizio adesso debba funzionare. Non solo nella protezione dei lavoratori, ricordiamo che nella prima fase alcuni strumenti di protezione individuali quali mascherine, guanti e gel sono mancati in parte. Di conseguenza, per evitare quindi di esporre a rischi inutili i lavoratori e di conseguenza anche i pazienti, è opportuno che si arrivi ad un tavolo, così come previsto dai decreti legislativi in tema di riaperture Covid-19, che questo comitato e il confronto sindacale debba essere più costante. Parliamo adesso di emergenza economica con l'allarme lanciato oggi dalla Guardia di Finanza del Veneto, perché c'è il rischio concreto di infiltrazioni della criminalità organizzata. Il nostro paese è imbarcato su un Titanic dove nessuno oggi può pensare di salvarsi da solo, o ci si salva tutti, ovvero si finisce tutti a fondo, anche se siamo su un Titanic che era considerato inaffondabile. La storia la conosciamo tutti. Non usa certo parole di circostanza il generale Giovanni Mainolfi, comandante della Guardia di Finanza del Veneto, nel giorno in cui si festeggiano i 246 anni dalla fondazione del Corpo. Non c'è tempo d'altronde per le formalità, l'emergenza economica morde e quello di infiltrazioni mafiose, usura, riciclaggio, più che un rischio è una certezza. A raccontarlo un paradosso statistico. Pensate che nei 90 giorni dal 5 di marzo al 5 di giugno sono state costituite nel Veneto oltre 4.000 ditte individuali e oltre 1.000 società.
E fino a qui tutto sommato ci può stare questo dato, perché è una tendenza che grosso modo è fisiologica anche con gli altri anni. Ma l'anomalia dove sta? Sta nel fatto che in questi 90 giorni tutti eravamo chiusi in casa. Le prime verifiche raccontano spaccati inquietanti, circa 300 i profili problematici già individuati. Sono soggetti che hanno dei precedenti specifici per reati fallimentari, per riciclaggio, per usura, per estorsione, per bancarotta. Bene, evidentemente questi non sono degli stinchi di santo. Evidentemente, dico con tutta la prudenza del caso, naturalmente con un pizzico di ironia anche, sono soggetti che evidentemente si stanno predisponendo, si sono apparecchiati una tavola per partecipare a un banchetto, che sarà il banchetto delle risorse che lo Stato metterà a disposizione. Da qui il coordinamento con prefetture e associazioni di categoria per individuare il marcio e blindare l'economia legale in un periodo che ha fatto cambiare pelle anche alle fiamme gialle venete. Il nostro core business in questa fase è stato quello di salvaguardare l'economia legale da quei soggetti che illecitamente con ogni mezzo hanno tentato di approfittare della situazione. Altro fronte, il rispetto delle norme anti-Covid, 8.000 i controlli, 1.400 violazioni contestate, di queste 360 di natura penale, e poi l'attività sulla riapertura con la verifica dei codici Ateco. Più in generale nel corso del 2019 la Guardia di Finanza del Veneto ha eseguito 38.000 ispezioni, oltre 1.000 i reati fiscali, 40 arresti. Il valore dei beni sequestrati è di oltre 60 milioni di euro. Oggi i nuovi fronti con il virus che ha contagiato l'economia sana, e anche qui pare di capire il vaccino non è ancora pronto. In merito al servizio di prima relativo alla congestione dei CUP, l'ULSS 3 Serenissima, c'è una nota proprio dell'ULSS in merito alla congestione dei centri prenotazioni. Fa sapere che l'impennata del numero di chiamate dipende proprio dal particolare momento di riapertura dei normali servizi dopo l'emergenza sanitaria. Si assiste al raddoppio del numero di chiamate rispetto a gennaio scorso, quasi 250.000. Per questo si è già provveduto al raddoppio delle linee telefoniche dedicate e al numero di personale addetto, fa sapere sempre l'ULSS 3. La congestione del traffico telefonico sarebbe dovuto proprio all'elevato numero di tentativi degli utenti che, trovando occupato, insistono nel richiamare nel medesimo giorno a distanza di pochi minuti. L'ULSS quindi invita a servirsi anche del servizio di preiscrizione che permette di essere richiamati successivamente e di prenotare le visite anche attraverso il portale web e l'utilizzo dell'app per tablet e cellulari. E c'è un aspetto particolare dell'emergenza economica da Covid, perché il virus ha colpito duramente il settore dell'automotive in Veneto, e a confermarlo sono i dati relativi all'immatricolato delle autovetture di maggio, meno 42,25% in regione rispetto al maggio del 2019, con 8.115 vetture immatricolate rispetto alle 14.052 del 2019. A livello provinciale, maglia nera a Venezia, meno 46,45%, in termini assoluti 1041 contro 1944 immatricolazioni del maggio dell'anno scorso. Seguono Vicenza, Verona, Rovigo, Treviso e Padova. In provincia di Belluno infine si è registrato il minor calo con un meno 32,8%. C'è la cronaca e c'è una tragedia. Nella notte un uomo è morto a Lignano a bordo della sua moto. Ha perso il controllo della moto, una Harley, volando a 50 metri di distanza mentre rientrava nella sua casa di San Michele al Tagliamento. Così la notte scorsa a Lignano Sabbiadoro è morto Cristian Pizzolitto, aveva 48 anni, dopo aver subito un violento trauma cranico. Secondo la ricostruzione, Cristian avrebbe perso il controllo della moto nei pressi della rotonda del municipio volando sull'asfalto. È stato un passante verso le 3 a notare il corpo e poco distante la motocicletta. Sul posto sono giunti i soccorsi che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del Centauro e gli agenti della polizia locale per i rilievi. Grande appassionato di rugby, il 48enne aveva allenato la squadra di Malafesta di San Michele. Anni fa era stato anche addetto alla sicurezza nei locali notturni della zona. Alla Fondazione di Venezia, conferenza stampa d'esordio del nuovo presidente Michele Bugliesi.
No, è una domanda che diciamo ha una risposta evidente, no. Lapidario Michele Bugliesi alla domanda sull'eventualità di una sua possibile candidatura alla poltrona di primo cittadino di Venezia. L'ex rettore di Ca' Foscari, una volta ancora, declina la sua disponibilità a diventare l'uomo di riferimento del centro-sinistra, come si era ipotizzato all'inizio dell'anno. Oggi si presenta come presidente della Fondazione di Venezia e su questo nuovo incarico intende concentrarsi. Ognuno ha i suoi ruoli, le città hanno le amministrazioni, le fondazioni sono un driver, sono un attivatore, sono un ente importante che può agire come forza di pensiero e di realizzazione di progetti. Non si deve sostituire ma deve essere complementare e con la forza della propria situazione economica che deve essere rinforzata e stabilizzata è in grado di attivare. Non lo può fare da sola, deve riuscire a fare leva sulle proprie forze per portare nuovi capitali, portare nuovi finanziamenti europei, privati e di partnership, con partnership tecnologici, culturali o finanziari che diano appunto capacità di impatto maggiore di quello che la Fondazione ha di per sé. Il neopresidente non svela i dettagli del piano del suo mandato, ma tra le linee di indirizzo afferma l'intenzione di dare centralità all'M9 di Mestre con il distretto sociale che lo ospita. Deve essere un museo extramural e deve essere una fondazione extramural che non sta chiusa in se stesso, non sta chiusa nel museo, ma è un museo per la città, della città, per il mondo. E siamo in grado di mostrarvi le prime immagini da Jesolo perché oggi sul litorale è arrivato il questore di Venezia dopo i fatti, la maxi rissa di sabato sera. Partiremo da subito, già dal prossimo fine settimana, con azioni coordinate importanti, daremo maggior importanza anche a tutti quelli che sono i rilievi con le telecamere, quindi una videosorveglianza più efficace. Sicuramente provvederemo così a individuare immediatamente, in immediatezza, i responsabili di eventuali azioni pericolose oppure avvio di risse, insomma cose di questo genere. Il Comune ci ha garantito che la vendita e la somministrazione oltre certi orari all'esterno dei locali di prodotti alcolici, quindi saremo anche in grado di intervenire su un consumo illegittimo. Ecco, con questo quadro ci prepariamo a affrontare un prossimo fine settimana dove non vogliamo assolutamente consentire che un gruppo di persone, di ragazzi che vedono nello sballo il loro divertimento possa rovinare invece il fine settimana a tanti altri ragazzi giovani che vedono in Jesolo un divertimento sano, fatto di stare insieme, di un territorio con un alto livello di vivibilità. Queste quindi le parole e gli annunci di un giro di vite di fatto del questore di Venezia Maurizio Masciopinto. Ci torneremo sicuramente nelle prossime edizioni. C'è un'importante novità amministrativa con il passaggio finale nell'aula consigliare in Regione. È diventata a tutti gli effetti legge la proposta promossa dall'assessore alla difesa del suolo Giampaolo Bottaccini intitolata Prime disposizioni in materia di grandi derivazioni a uso idroelettrico. Dopo l'approvazione in sede redigente da parte della Commissione consigliare competente, oggi il Consiglio regionale ha votato a maggioranza il testo definitivo della normativa. È una svolta epocale, afferma Bottaccin, perché con questa legge viene sancito l'obbligo per i titolari di grandi derivazioni idroelettriche di fornire ogni anno a titolo gratuito alla Regione 220 kWh di energia elettrica per ogni kilowatt di potenza nominale media di concessione, risorse importanti, quantificabili in diversi milioni di euro che potranno essere destinate al territorio per coprire specifiche necessità. La legge infatti prevede la fornitura di energia, ma anche su eventuale indicazione della Giunta regionale la possibilità di monetizzare il valore equivalente di tale energia. Torniamo adesso a occuparci del villaggio Laguna perché dopo le polemiche dei giorni scorsi sul degrado alcuni residenti ci hanno segnalato un'altra questione che va affrontata. Il problema è che non abbiamo più il 9 per andare a fare le visite in ospedale e quando mi serve dobbiamo chiamare il 118, è troppo un casino chiamare o la Croce Verde o il 118 per andare a fare una visita in ospedale. Qui se l'avevano messo per un periodo
e ora ingiustamente ce l'hanno tolto e non ritengo la cosa giusta. Ci hanno tagliato fuori completamente di nuovo. Esatto. Ci avevano dato un servizio molto utile e indispensabile e ora ci hanno tagliato fuori completamente di nuovo, è ora di smetterla. Le misure messe in atto durante il lockdown hanno colpito nuovamente la linea 9 del bus a Villaggio Laguna, le cui corse erano state ripristinate dall'amministrazione mesi fa dopo lunghe proteste. Qui c'era il cartello, l'hanno tolto sia che qui alla fermata. Insomma, trovo strano una cosa, che il 31 che parte da Taglierzo, che è vuoto, va bene, lì ce l'hanno, e qui che c'è molta più gente, perché lì al Taglierzo ci saranno 20 case, qui abbiamo la bellezza di 8.000 persone e non abbiamo nemmeno il diritto di poter andare all'ospedale. Signor Sindaco, facciamo la solita discussione? Perché sarei stanco di essere preso in giro. Grazie. Io spero che lo rimettano perché ci serve qui, anche perché questo è un quartiere di persone anziane, cioè che ne abbiamo bisogno, non solo io, tantissima gente ha bisogno. Sono molte le persone che devono recarsi con frequenza, ad esempio all'ospedale, e che lanciano un appello. Ci vuole l'autobus per andare all'ospedale perché qua noi quartieri non abbiamo i mezzi, c'è solo bus, può andare. Ci vuole proprio bisogni. Un grosso problema, perché comunque, a parte gli anziani che non hanno mai mezzi per andare, ma io per esempio che vado all'ospedale una volta alla settimana, se non mi accompagnano è un problema, perché ormai non abbiamo più mezzi. Questo quindi, questa è la segnalazione dei residenti di Villaggio Laguna al comune che abbiamo raccolto. Vi ricordo in ultima battuta la nostra rubrica Bimbi in TV, potete continuare a mandarci i vostri video via WhatsApp al numero 351 1755 340, non delle semplici foto ma dei brevi video, possibilmente in orizzontale, per raccontarci come stanno affrontando questo periodo estivo in attesa della vera e propria ripartenza a settembre i vostri bambini e ragazzi. Questi quindi i numeri a cui potete mandarci le vostre immagini. È tutto anche per questa sera da Venezia e provincia, vi ringrazio come sempre per l'attenzione, adesso ci sono le previsioni del tempo, buona serata. Bentrovati al meteo. Esplode l'estate sul nostro territorio, non ci sono perturbazioni in arrivo e l'alta pressione assicurerà un'altra giornata di bel tempo. Nel dettaglio sul Veneto, le previsioni di mercoledì 24 giugno ci dicono che sarà una bellissima giornata di sole, cielo poco nuvoloso con qualche addensamento ma del tutto innocuo. Solamente al pomeriggio non si escludono in montagna degli acquazzoni improvvisi, i cosiddetti temporali di calore tipici della stagione estiva. Temperature minime tra i 15 e i 20 gradi, valori massimi invece tra i 25 e i 30 gradi all'incirca. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, bel tempo anche qui con qualche rovescio nelle ore pomeridiane sui rilievi. Temperature minime fino a 20 gradi, massime sui 27-28 gradi all'incirca. Non cambia lo scenario sul Trentino Alto Adige, ampio soleggiamento su tutti i settori della nostra regione, cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime sui 17-18 gradi, massime invece fino a 29 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.